Buonasera a tutti, allora ben trovati, grazie di essere qui. Sono emozionata, non ho preparato il discorso, non lo faccio mai, mai, quindi non lo faccio neanche oggi. Sono Micaela, giornalista e nella seconda vita faccio la Presidente del Cantiere delle Donne assieme a tantissime colleghe, amiche e altre giornaliste. E oggi siamo qui per chiudere un progetto e un percorso che ci ha viste impegnate dal 2022 a questo maggio 2023, fate le brave. È stato un percorso condiviso, un progetto condiviso assieme a tantissime donne e tantissimi uomini. È nato tutto come succede spesso, per scherzo quasi, dicendo ma facciamo qualcosa insieme per educare e fare educazione finanziaria alle donne, soprattutto per prevenire la violenza di genere. E da qui ci siamo messi al lavoro, come sempre a testa bassa, e ognuna delle tante donne che hanno fatto da relatrice a questo percorso abbiamo creato un vero e proprio corso di educazione finanziaria. Sono stati 8 incontri, dopo ve li racconteremo, alla Fornace Carotta, con tantissimi partner, tantissime istituzioni, tantissimi amici che abbiamo radunato qui oggi. Io prima di dire altre cose volevo invitare chi ci ospita oggi, ossia Paolo Casati, presidente del Golf La Montecchia. Eccolo qui. Perché dovete sapere che col Cantiere delle Donne era febbraio, marzo, siamo state ospiti della Montecchia, prego, per aiutarli nella realizzazione di un evento per aiutare le donne e le vittime di violenza, in particolare a finanziare una casa di fuga. E quindi abbiamo cercato di organizzare assieme al Centro Veneto Progetti Donna questa serata e ci è piaciuto tanto e vi ho detto ritorniamo. A lei la parola. Grazie signora. Io vi saluto tutti e vi do il benvenuto come titolare di questa struttura, però vi dico anche che sono contentissimo che siate qui, perché io questo programma lo condivido al 120%. Io vengo da una famiglia dove siamo stati educati col motto che in casa dei galantuomini prima le donne e poi gli uomini. Ecco. Oggi non è più così e bisogna tornare come una volta. Quindi io non mi dilungo più, vi auguro a tutti una buona serata, chissà che possiate trovare bene nella nostra struttura e arrivederci al più presto. Grazie. Grazie mille. Allora, in questo percorso non siamo state sole, oltre alle donne e alle relatrici abbiamo organizzato tutto questo progetto assieme all'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, che sono stati veramente nostri partner in tutto e per tutto, perché abbiamo pensato quanto fosse importante sempre la parte psicologica quando parlavamo di soldi. Quindi io volevo invitare Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Un saluto. Grazie mille. Quando è partita l'idea, noi siamo stati contente e contenti. Il nostro primo atto è stato cambiare il nostro nome. Appena ci siamo insediati, abbiamo dato la nostra prima newsletter dal post insediamento di Ordine, l'abbiamo mandata, era tipo il febbraio 2020, non so se vi ricordate, abbiamo detto 2 notizie: uno, cambiamo il nostro nome in Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi, siamo una categoria all'85% femminile, e 2, vi promettiamo un anno indimenticabile. Dopo la seconda predizione mi è stato vietato di mandare altre newsletter, però va bene, la prima l'abbiamo realizzata, la prima andava bene. Il progetto che è stato portato avanti con il progetto di Fate le Brave è stato un progetto che è stato generativo in 3 direzioni, secondo noi. Il primo è stato quello di affrontare un tema cruciale, sommerso, che è quello della violenza di genere, di cui si parla tanto ma su cui bisogna costruire azioni concrete per affrontarlo e gestirlo tutti insieme. E gestire il tema della violenza di genere è uno sport di squadra, non è uno sport individuale, o uno sport per cui una prospettiva, un gruppo, una realtà, un'istituzione ha la soluzione. È uno di quei problemi multifattoriali e trasversali che soltanto una rete, una matrice generativa di attori che vogliono mettersi insieme a risolverlo, ad affrontarlo, possono costruirvi qualcosa. Quindi il tema è stato intanto generativo nell'andare incontro a uno dei precursori della violenza di genere e uno dei suoi fattori più importanti, la violenza economica. La violenza e la disparità economica, che è a sua volta un precursore di violenze psicologiche e a loro volta di violenze a volte fisiche. In secondo luogo è stato generatore della possibilità di costruire benessere. Gli psicologi ci insegnano che laddove c'è libertà, autonomia e indipendenza, c'è benessere anche psicologico. E quindi questo è stato un progetto che ha cercato di porre le basi per porre e generare benessere psicologico nella popolazione. Portare, ridurre il gender gap in termini economici, che non è soltanto quanto guadagno, ma come io che mindset ho rispetto al modo in cui mi pongo sulla mia autonomia economica e professionale, che è un fondamento dell'identità personale.
E allora questo è stato un progetto generatore di identità personali e di benessere psicologico. Terzo, ha generato reti. Il fatto che siamo qui è partito da un'idea, lo si diceva prima, così, siamo tanti e ciascuno con la sua identità, la sua linea biografica, la sua appartenenza, e il mettere insieme in una matrice condivisa e comune stasera in tutto questo percorso, matrici comuni che adesso continueranno a confrontarsi per generare nuove soluzioni, è stato forse la cosa più brave dell'intero progetto. Grazie. Grazie mille, perché effettivamente non ho detto che abbiamo dato questo nome Fate le brave in maniera provocatoria, perché a tutte noi è stato detto nella vita fai la brava sempre, e noi l'abbiamo giocata anche con l'inglese brave, quindi siate coraggiose. Questo è un po' stato il monito. Tutto è partito appunto da Cantiere delle Donne e l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi. Giusto 2 parole sul Cantiere delle Donne: è un'associazione di promozione sociale, l'abbiamo costituita ufficialmente a fine 2020, ma siamo partite all'inizio 2020 in piena pandemia, quando eravamo solo un gruppo Facebook di circa un centinaio di donne. Adesso siamo quasi 7.000 sul gruppo Facebook. Cosa abbiamo fatto? Attività di vario genere, abbiamo tenuto compagnia, abbiamo portato avanti tanti progetti, anche non come questo, ma più eterei, più teorici, però appunto aiutando le donne e raccontando e parlando con le istituzioni. Da qui poi è nato questo progetto e tanti altri che magari poi vedremo. Io comincio subito a dare la parola alle nostre istituzioni, che appunto sono qui oggi, che ci hanno creduto, molti patrocini, e c'è la lettera di Zaia perché non è potuto essere qui, ma ovviamente ci ha lasciato, saluto anche perché poi ci faranno un saluto sia Elisa Cavinato che la Francesca Scatto della Regione del Veneto, ma volevo leggervi quello che ci ha mandato il Presidente. Dice di essere molto dispiaciuto di non poter partecipare all'incontro. La vostra attività di prevenzione ma anche di crescita nella consapevolezza delle donne e del loro valore è davvero importante. La formazione all'educazione finanziaria è certamente uno step concreto per contrastare anche la violenza economica, non solo quella fisica. Mentre scrivo si è registrata l'ennesima violenza nei confronti di una donna e questo mi rattrista. Ecco perché è fondamentale che il rispetto delle donne e il riconoscimento della parità di genere debbano partire anche dalla famiglia e dal mondo del lavoro. È necessario un cambiamento culturale perché l'amore non può essere mai possesso, controllo e violenza. Vi ringrazio quindi per il vostro impegno nei confronti delle donne, per superare la violenza di genere, i gap economici a livello lavorativo, perché la libertà di una donna passa anche attraverso la sua indipendenza. La Regione del Veneto si impegna quotidianamente per affrontare il problema ed è al fianco di associazioni come la vostra, capaci non solo di sensibilizzare la comunità alla parità di genere, ma anche di agire concretamente per cambiare profondamente la società. Vorrei concludere con alcune parole di una grande veneta, Tina Anselmi, che è stata antesignana del pieno riconoscimento del ruolo della figura femminile in ambito sociale e nel campo pubblico. Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie, le vittorie sono state vittorie per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica di inclusione, di rispetto della diversità e di pace. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto. Vediamo se parte. Volevo chiamare, sì, Elisa Cavinato, consigliere della Regione del Veneto, che tra l'altro possiamo dirlo in dolce attesa, quindi un doppio applauso sicuramente. Tanto non lo sapevo. No, vieni. Allora, a te la parola. L'assessore Donazzana, tra l'altro, arriverà più tardi, Sì. quindi ha detto che intanto iniziamo noi. Intanto porto i saluti del Consiglio regionale Veneto assieme alla collega e Presidente della Sesta Commissione, Francesca Scatto. Io mi ero preparata 2 righe perché non so parlare bene in pubblico in realtà, però non voglio leggerle. Okay. Non voglio leggerle. Prima ci siamo parlate quando bevevamo l'aperitivo su perché era stato messo il nome il cantiere delle donne. Perché cantiere per me è una parola familiare, perché io sono un tecnico e lavoro nei cantieri. E cosa significa per me? Significa costruire un edificio, e questo mi sembra un modo per costruire un obiettivo, che è l'obiettivo quello della non violenza in genere. E questo tipo di iniziative che fate voi è come paragonarlo a un caschetto e alle scarpe antinfortunistiche, ci aiutano a parare i colpi. Quindi grazie a tutti per quello che fate. Grazie mille. Francesca, io vorrei far venire anche te, non te l'avevo detto ma te lo faccio adesso.
Francesca è una passionaria del cantiere, nel senso che c'è sempre quando c'è da essere in prima linea, a proposito col caschetto, le scarpe Sì. antinfortunistiche. Lo sapevo di trovare anche la collega Cavinato, che fa parte comunque della commissione da me presieduta, che è la commissione sesta, che si occupa di cultura, formazione, turismo, sport e lavoro. Ora io non posso che ringraziare il Cantiere delle Donne, poi lo dirà sicuramente anche l'assessore Donazan, e avevo in animo anche di organizzare un'audizione proprio perché a volte si parla solo di violenza, ma non si parla poi del post, cioè di quello che accade dopo. Ed è qui che io ho trovato nel Cantiere delle Donne proprio una forza veramente nuova, cioè quella di dare degli strumenti per affrontare il dopo. Ecco quindi l'educazione finanziaria, ecco gli psicologi, ecco anche il giornalismo stesso, e quindi il ridare fiducia e il fatto di dare forza per un nuovo inizio. Io penso che questi siano strumenti e sia veramente il lavoro concreto che appunto si rifà a un cantiere che costruisce. Grazie. Grazie perché hai usato la parola concreta, effettivamente noi parliamo tanto, però facciamo anche tante cose concrete. Vediamo se va, eccoci qua. Caterina Coppo, consigliere comunale di Padova, in rappresentanza del sindaco e dell'assessore. Buonasera a tutte e tutti. Sì, sono qui per portare i saluti del Comune e vi ringrazio dell'iniziativa che mai come in questo momento è doverosa, è imprescindibile e fondamentale. E queste sono iniziative come altre, ero ad una anche ieri sera dove si parlava di donne nella scienza invece che... E sono necessarie proprio per proseguire nella consapevolezza di quanto sia necessario... Ci mettiamo fin qua, vediamo. Scusate. Che così non dovremmo riusciamo. esserci. Proprio in questo ambito, nell'ambito della parità di genere, ambito nel quale il Comune si è sempre speso, conscio che è necessario la sinergia tra tutte le realtà del territorio. Quindi benvengano queste iniziative, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e buona serata a tutte e tutti. Grazie mille. Vediamo se funziona a distanza. No, eccoci qua. Allora, vedo già Andrea pronto. Camera di Commercio, Andrea Galeotta, responsabile servizio promozione e sviluppo del territorio della Camera di Commercio, che è stato uno dei nostri partner, ci ha creduto e anzi, devo dire la verità, ci ha sostenuto e ci ha aiutato anche nei momenti anche tecnici, pratici. Andrea, a te la parola. Grazie, complimenti. Fin qua se no ti accecano. È un piacere per me essere qui stasera e portarvi il saluto del Presidente Antonio Santocono e del Segretario Generale Roberto Crosta. La Camera di Commercio, come sapete, è l'ente pubblico che si occupa di imprese, si occupa di promuovere lo sviluppo economico. Uno sviluppo economico che non può non essere giusto, non può non essere sostenibile e per far questo deve basarsi sulla base di tutte le relazioni, che è il rispetto. Il progetto Fate le Brave ha questo pregio, ha il pregio di porre l'attenzione su un aspetto che troppe volte nel mondo delle imprese, nel mondo del lavoro non viene considerato, che è il fatto che non c'è una parità proprio nella gestione finanziaria. Tante volte mi è capitato purtroppo di trovare, a partire da mia nonna che lavorava e che per darmi la paghetta doveva mettere via i soldi da parte perché qualcun altro gestiva il portafogli familiare, ma quante volte capita che magari l'imprenditrice si trova a dover fare i conti con una situazione familiare dove invece sono il papà o il marito o il compagno, diciamo, a gestire il grosso dell'economia, e questo in particolare in certi casi di imprenditoria di origine straniera. Per cui questo progetto ha veramente il pregio di sottolineare, uno, l'importanza della prevenzione, due, l'importanza di parlare di queste cose e di far sentire che ci vuole un cambiamento culturale. Se riusciamo insieme, pubblico e privato, a lavorare per questo cambiamento culturale, saremo tutti più forti, tutti più competitivi
in Europa e nel mondo. Complimenti ancora. Grazie, grazie mille. E adesso devo chiamare un'altra parte della Camera di Commercio, che è il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio. Quindi volevo chiamare Elena Morello, che tra l'altro è presidente del comitato, ma è stata anche una delle relatrici di Fate le Brave, perché appunto è anche grazie a lei che siamo riusciti ad arrivare fino a qui. Grazie a voi in realtà. Buonasera a tutti, io sono qui appunto in rappresentanza del mio comitato, che se no non ti vedono. Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova. Allora, non potevamo, Micaela, dire di no, perché occuparsi di impresa al femminile senza aiutare le donne che vogliono fare impresa a capire che non solo non è vero che non hanno a che fare con la finanza, diciamo, ma sono anche brave quando ci si mettono, perché molte volte è anche una questione di educazione, autostima, essere abituati a farlo, no? Allora diciamo siamo bravissime a gestire il menaggio familiare, come mai non dobbiamo gestire un'impresa, visto che gestire una famiglia, ahimè, è un'impresa. Per cui ecco, era nostro dovere appoggiare il progetto. Dirò anche di più, ieri eravamo a un open day sull'imprenditoria femminile e eravamo collegati col nazionale, che ci ricordava che anche a livello nazionale c'è un progetto che si chiama Donne in Attivo, e io ricordo, Micaela, che all'epoca ci siamo sedute tutte assieme perché volevamo estendere questo progetto a livello nazionale e anche a livello europeo, grazie anche all'aiuto di Venice Promex. Quindi insomma io auguro tanto futuro a questo progetto, sono sicura che questi 8 incontri ne seguiranno altri 16, se non di più. La parte internazionale è già pronta, quindi insomma io ti seguirò perché ci credo come donna, come imprenditrice e anche come mamma. Grazie. Grazie. Eccoti qua, Franco Conzato, Venice Promex, perché abbiamo parlato di internazionalizzazione. Venice Promex fa proprio questo e tra l'altro grazie alla Camera di Commercio e Venice Promex siamo state anche a Bruxelles a presentare Fate le Brave, perché appunto ci vogliamo espandere. Poi Franco quando lo vedo mi dice sempre basta con queste donne, non ne posso più. Chiedo scusa donne, però no, e io ogni volta lo invito perché bisogna, giusto? Ma lei fa apposta? Lo so. Vabbè, no, sono io che vi ringrazio perché ho seguito un po' da distante e un giorno anche facendo una lezione, diciamo il percorso che avete fatto, i vostri 8 appuntamenti, e devo dirvi che anche per noi che lavoriamo all'estero l'esperienza che ha fatto a Bruxelles con la delegazione è sicuramente un'esperienza positiva. Da parte mia ovviamente quindi questo grande ringraziamento per voi. Secondo me mi provoca, lei fa apposta, mi sento con una platea così non mi capita tutti i giorni. Mio, adesso allora, voglio vederti. io prima parlavo con vostre colleghe, allora noi maschi abbiamo dei problemi, sempre più problemi, Se abbiamo dei problemi potremmo No, aprire vabbè. grandi parentesi. Siamo sempre più impreparati, cioè, e rispetto, siccome io ho 2 figli, un maschio e una femmina, non vi dico, non c'è partita. Non c'è partita, vince lei 2-1, quindi i maschi probabilmente vanno educati. Io su questo, adesso al di là della battuta, mi permetto, e qua aiuteranno molto l'ordine delle psicologhe e dei psicologi. Prima considerazione, noi dobbiamo, parlo dei maschi e femmine, non dell'internazionale, in questo caso qua, cambio mestiere. Certo, va bene. Noi dobbiamo conoscerci, cioè il maschio deve conoscere la donna. Non è vero che siamo uguali. Siamo diversi, ma questa è la forza della coppia, dell'insieme maschio-femmina. Raccontavo prima che tanti anni fa ero a Stoccolma, quindi parlo degli anni 90, ecco, nel processo diciamo, di parità di genere, quando ti avvicini, sì è vero, ma dobbiamo stare attenti, noi dobbiamo mantenere la diversità è un valore, non è un disvalore. Io insomma l'esperienza personale vedevo anche con mia moglie, mi faceva vedere il mondo da un altro punto di vista e questo l'uomo ne ha bisogno rispetto alla donna. Altra considerazione, io non lo so se questo sarà nei vostri 16 appuntamenti a cui facevo riferimento Elena, ma invitate i maschi, cioè alle vostre riunioni invitate questi maschi, cioè, compreso il sottoscritto, perché abbiamo bisogno di capire il vostro punto di vista, perché non è vero che è uguale, abbiamo punti di vista per fortuna diversi. Non so chi l'ha detto prima, è vero, quando le donne si mettono, è stato citato Tina Anselmi prima anche, sì. È vero, le donne hanno una marcia in più, mi dispiace dirlo, però voglio dire, le donne hanno una marcia in più, su tante battaglie le donne hanno questa capacità, caparbietà di arrivare all'obiettivo e la sintesi che a volte i maschi non hanno. Probabilmente le donne, e qui voi avete un grande merito, il cantiere, come diceva prima
la collega Elisa, diciamo, vuol dire costruire, ecco, le donne devono imparare a fare squadra. Voi siete un esempio importante che fate squadra, non è scontato fare squadra, è un percorso, anche questo va sviluppato, ma sicuramente, diciamo, voi avete molte più capacità e potenzialità. E concludo, ho un po' girato. No, perché sennò diciamo che siete troppo lunghi. No, sì, appunto no, però vi prego, adesso concludo, abbiate pietà dei maschi, cioè, perché voglio dire, ormai noi siamo messi veramente in una situazione un po' particolare. Grazie a tutti e complimenti ancora. Ovviamente si scherza perché si è in amicizia. Carmen Passaniti, staff della direzione di Banca d'Italia di Venezia, e Banca d'Italia è stata a fianco a noi in varie ed diversi eventuali ambiti, non con me, con non altre con lei, colleghe. perché, esatto, però questa volta devo sostituire, ahimè, mi dispiace per voi, mi tocca sentirmi. No, io volevo... Se lo tiene più vicino così sì, la sentiamo. Scusate, io sono un ingegnere e quindi sono stata prestata alla finanza 3 anni fa, dopo aver lavorato nel settore dell'elettronica, informatica, comunicazioni per 25 anni, ho deciso di cambiare pagina e dedicarmi alla finanza, al mondo dell'economia, eccetera. Ho un marito economista e quindi alla fine ho detto perché non posso percorrere questa strada. Quindi a proposito di coraggio, bisogna avere il coraggio nella vita anche di addentrarsi a percorsi nuovi. E quindi un po' bisogna sfatare questo discorso che le donne non hanno autostima, che sono insicure, non amano il rischio. Questo non è vero, si può fare. E riprendo quello che diceva il nostro governatore, un esempio che dobbiamo dare è quello di cimentarci anche nel mondo del lavoro, nella vita di cooperative, di associazione, è quello di creare degli esempi che possono essere da imitazione per i colleghi, per la famiglia, per i figli e tutto quello che ci circonda. Perché questo serve, al di là delle quote rosa che sono state, per carità, sono state introdotte con la legge Mosca del 2011 e hanno dato dei buoni frutti, perché nelle società controllate pubbliche, nelle banche in borsa quotate, le quote hanno portato dei risultati strabilianti per quanto riguarda la gestione attraverso consigli in cui un terzo dei consiglieri era donna. E infatti dopo l'esperimento dei 3 consigli dei rinnovi sono state adesso aumentate nel 2020 e quindi adesso 2/5 delle donne devono entrare a far parte dei consigli di amministrazione. Quindi questo può essere un esempio, perché poi le donne fanno crescere altre donne all'interno delle organizzazioni, però noi nel nostro piccolo dobbiamo fare altrettanto. Porto l'ultimo esempio a livello personale, anche se potrei dilungarmi a parlare di quello che dice il nostro governatore. Andate a leggere la relazione del 31 maggio, che c'è un capitolo apposito delle donne nel mondo del lavoro, che è molto interessante, fa un quadro d'insieme molto, molto approfondito e anche molto augurale, diciamo così, di buon auspicio. Quello che volevo dire è che io sono un esempio di un ingegnere che cambia lavoro, che prende molte decisioni nella vita, però non è un caso. Io derivo da una famiglia matriarcale dove mia madre era la 5ª figlia femmina in un paese in Sicilia, nell'entroterra, di neanche 5.000 abitanti. Non c'erano le scuole superiori e quindi le donne non potevano assolutamente andare a Catania, andare a studiare fuori, però era consapevole di una cosa: le donne per sposarsi devono essere economicamente indipendenti. E quindi pur in un piccolo paese, lei 5 figlie ha creato 5 professioniste. Nella cucito mia mamma è diventata una stilista di moda, musica, disegno, pittura, ricamo, eccetera, perché ha creato delle professioni. Quindi queste donne si sono rese autonome, lavorando, dando ripetizioni, creando quindi dei manufatti per essere autonome. E quindi questo, voglio dire, deriva da mia nonna, poi mia mamma e poi io. Questo è per riprendere e finire, che bisogna partire con degli esempi e avere il coraggio poi quindi di spingerli. Grazie. Allora, io avevo messo in scaletta altri 2 interventi di istituzioni, ma lo faccio dopo perché volevo lasciare la parola alle nostre ospiti. Queste le sentiamo dopo. Ecco, avete visto in fondo alla sala ci sono i libri Cuore Business di Riccarda Zezza, che è la nostra ospite. Abbiamo deciso di chiamare lei un po' perché, vi devo dire la verità, l'ho detto a lei, io l'ho conosciuta nel 2014, effettivamente una vita fa, perché lei ha vinto a Padova il concorso Donne e Lavoro di Eurointerim.
con un progetto che non ricordo male, come si chiamava? Non me lo ricordo. MAM forse può essere, sì, nel 2014. E quindi ovviamente lei poi ha costruito un sacco di altre cose, perché è la CEO di Lifeid, l'unica piattaforma al mondo che fa emergere le competenze soft delle transizioni di vita e delle attività di cura, ed è autrice, oltre che di Cuore Business, che se volete potete acquistarlo alla fine della sala, è anche coautrice del libro MAM, Maternity is a Master, che un sacco di donne qui hanno letto e hanno detto vengo perché c'è Riccarda. Quindi intanto ti faccio venire con un applauso a sederti. Dove vuoi? A proposito di reti, sempre uno dei vari incontri dove c'era tra l'altro Banca d'Italia, eravamo a Treviso, ho ritrovato Alessandra Tognazzo, che è docente di Family Business e Organizzazione Aziendale presso l'Università di Padova, al Dipartimento di Economia. Insomma, c'è stato subito feeling a proposito di rete, allora ho detto dobbiamo fare dialogare a loro due. Allora io farei così, lascio il mio microfono ad Alessandra, lascio questo a Riccarda. Se vuoi intanto Riccardo dire qualcosa, Io intanto dico qualcosa. Il premio è stato 9 anni fa e devo dire che siamo ancora tutti qua perché non è che, nonostante tutti questi sforzi collettivi, io vi dirò stasera non faccio sconti, anche perché da grande voglio fare l'attivista. Quindi inizio così. Quindi intanto che lei... Allora, quindi Micaela è una grande combattente, continua così, ma soprattutto non lasciatela sola, non lasciate sole tutte quelle che stanno facendo questa non la voglio chiamare guerra, perché non è una guerra, assolutamente no, poi ne parliamo. Comunque io per 15 anni ho lavorato in azienda, quindi vengo dal mondo tradizionale delle multinazionali, Microsoft, Nokia, Italia, estero, classica carriera, classica brava ragazza, quella che ce la può fare. E poi mi sono scontrata, proprio ho presa una facciata contro le 2 maternità. Alla prima ho detto mamma mia come sono sfortunata, alla seconda ho detto non posso essere così sfortunata, quindi evidentemente c'è un problema. Il problema non sono io, perché sennò... E quindi questo è successo, avevo circa 40 anni. La cosa interessante è che a 40 anni sei nella seconda età adulta. Non so quanti di voi, non voglio far alzare le mani, però è un'età importante, perché dopo i 40 anni è ora di dare indietro, è ora di costruire. Lo dice Erickson, che è uno psicanalista molto famoso, che ha proprio diviso l'età dell'essere umano in fasi, e succede questa cosa, arriva un certo momento in cui capisci che è arrivato il momento di costruire, che hai appreso un mestiere, hai capito un po' come funziona il mondo e vuoi costruire. Si chiama generatività, non so se ne sto rubando la scaletta, ho quasi finito il... E quindi da lì in realtà ho fondato un'azienda, il libro è una passione, un hobby, scrivere, però in realtà il mio lavoro è fare l'imprenditrice. La mia azienda ha 35 dipendenti, quindi non è neanche tanto piccola per essere un'imprenditrice assolutamente neofita, un peso, poi la pandemia, mamma mia, vabbè. E quindi per dire che ci sono tante storie, ma io penso che tutti noi, tutti voi, se saliste su questo palco ne avreste altrettante da raccontare. Quindi io sono qui, ma vi rappresento nel fatto che sono molte cose, come tutti noi siamo molte cose. Adesso finalmente c'è il microfono, quindi lascio la parola ad Alessandra. Allora, generalmente a lezione li spengo i microfoni perché ho una voce talmente alta, però stasera insomma sono in dialogo con te e sono felicissima di esserlo. Mi sono letteralmente mangiata il libro prima di venire qui, nonché ho visto tutta la tua evoluzione perché ho guardato tutti i TED che hai fatto. Però stasera ho detto, se dobbiamo rompere gli schemi, ma io li rompo. E allora, sapete che sono una prof all'università, venite con me a lezioni di geografia. Vi piace? Meglio viaggiare, no? L'internazionalizzazione, c'è almeno una parte positiva di vedere un po' di paese. Bene, perché stasera io voglio parlare di confini. Ma sulle cartine geografiche penso che tutti sappiamo che i confini, no, sono quelle linee che dividono i paesi, sono delle linee nette, chiare. E voglio dire, quest'idea qui ce l'hanno trasmessa penso alle elementari e poi ce la siamo portata avanti fino all'età adulta. Non è abbastanza chiara la parola confine, no? Questa linea. Però ogni tanto ci penso e dico, forse tracciamo delle linee, dei confini anche tra concetti. E uno di questi è proprio, no,
quando si traccia un confine, si può dire anche, io mi ricordo quando si studiava storia, no, le conquiste, quelli che volevano fare gli imperi, ammazzavo. E lì c'era proprio la figura di qualcuno molto potente che voleva conquistare un territorio che faceva parte però, che era considerato un altro territorio, ma io poi mi guardavo intorno, no, da bambina, e dicevo, ma caspita, la terra è tutto uguale. Però l'altro giorno sono andata in Austria a fare la San Candido Linz in bicicletta e c'erano tutti a farsi la foto su Österreich, no, Austria, lì sotto, e dicevo, ma vabbè, che differenza c'è? Di qua sono in Italia, di qua in Austria, alla fine è sempre terra, però abbiamo segnato dei confini. Quando si parla di violenza di genere, succede un po' questa cosa qui. Dal mio punto di vista io ci ho un po' pensato e la vedo davvero la violenza di genere come l'espressione disfunzionale del potere capitalistico a sfondo maschile, se non, diciamolo, anche un po' maschilista forse, no? È una volontà, come descriveva prima lo psicologo che ha parlato, di controllo sull'altro, no? Un controllo completamente disfunzionale. Qualcuno che vuole prevalere sull'altra parte, che tipicamente è vista come più debole. Allora, quando si studiano negli studi culturali si parla di egocentrismo culturale, io italiano sono meglio di te straniero. Quando si parla di psicologia, credo voi parliate di disumanizzazione, no? Io sono umano, il poveretto non lo è. Quando si parla di comunicazione, per chi lavora di comunicazione, si parla di dibattiti e quindi ci facciamo la guerra con le parole, oppure si può parlare di dialogo, in cui ci si scambia delle opinioni. C'è anche Rosenberg, no? La comunicazione non violenta, che dice le parole sono finestre oppure muri. È un po' lo stesso concetto. E quando si parla di leadership, nella leadership a me è capitato di discutere una tesi di dottorato di uno studente all'Università di Udine e lui, il titolo era The Dark Side of Leadership, quindi no, cioè proprio la parte manipolatoria, aggressiva dei leader, che, come dire, copriva la parte di compassione, ascolto attivo, empatia, fiducia e valore. E allora Riccarda, chiedo a te, ma che cos'è questo potere? Che cos'è il potere sull'altro? Okay. Allora, intanto volevo cominciare col dire, a proposito di questo, dobbiamo fare un passo indietro, perché dobbiamo capire un attimo dentro quale paradigma ci stiamo muovendo. Noi quando parliamo tra di noi, ci muoviamo dentro qualcosa che non vediamo, che è la nostra cultura, sono tutti gli assunti, tutte quelle cose che non ci diciamo perché ci sembrano scontate, sono un po' sullo sfondo, come l'acqua per i pesci. Allora, prima è stato detto le donne hanno una marcia in più. Volevo dirvi che non è vero. Le donne non hanno una marcia in più. Cioè, le donne hanno solo una marcia diversa, che in questo momento può sembrare in più solo perché non è stata molto usata. No? Cioè, noi, quello che abbiamo oggi, il paradigma in cui ci muoviamo, è un paradigma che è stato creato prevalentemente dagli uomini, ma non perché ci fosse della cattiveria, non perché ci fossero delle cattive intenzioni, una voglia di esclusione. È successo così. Secolo dopo secolo c'è una storia che lo racconta, lo sanno molto bene gli antropologi, lo sanno molto bene gli etnologi. Noi viviamo in questo contesto qui, ok? Quindi, nel momento in cui Alessandra parla di potere e chiede a me cos'è il potere, quello che mi sta chiedendo di fare è far vedere qual è l'acqua in cui questa parola potere è immersa in questo momento. Perché tutti noi, se voi volete capire qual è l'acqua in cui una parola è immersa, potete fare una cosa molto semplice, andare su Google e andare, motore di ricerca immagini, e scrivere quella parola. Google vi restituirà delle immagini che sono le immagini culturali di quel concetto. Quindi non è l'oggettività di che cos'è quella cosa, ma è come quella cosa appare nella nostra cultura. Quindi se scrivete potere su Google, vedrete comparire una serie di oggetti, di immagini. Immaginate cosa siano? Cosa si può vedere quando si scrive potere su Google? Ditemi qualcosa intanto che aggiustiamo qua. Fastidiosissimo. Giacca e cravatta, perfetto. Andiamo, facciamo qui non è top down, facciamo co-creazione, crowdsourcing di conoscenza culturale.
soldi, benissimo. Poi? Armi, quindi potere, come diceva giustamente Alessandra, potere violento, potere che sopraffa, no? Poi si vede molto bianco e nero, si vedono burattinai, si vede questo concetto di qualcuno che vince e qualcuno che perde, ok? E quindi questo non è il potere. Cioè, etimologicamente il potere non è questa cosa qua, ok? Potere vuol dire far succedere. Potere è un verbo, ok? Vuol dire posso. Il senso della possibilità è un senso meraviglioso che solo la specie umana ha, che si dimostra nel fatto che noi vediamo le cose come sono, immaginiamo come potrebbero essere. Questa è una cosa, l'immaginazione è un potere enorme ed è questo il poter far succedere. Ok? Quindi perché invece potere, torniamo, perché quella è l'acqua in cui ci muoviamo. Quella è la storia che ci raccontiamo, sono le parole che troviamo sui giornali, è questa cosa sottile, invisibile in cui siamo immersi, che ci fa quindi cercare un'identità che è un'identità fatta per differenza. E allora diciamo che le donne hanno una marcia in più perché stiamo cercando un essere donna nella sua differenza dall'essere uomo. Ma vedete che già così è come se noi avessimo detto c'è una cosa che è lì e io devo capire questa cosa in che modo è diversa dalla cosa che è lì. Abbiamo tracciato un confine e cerchiamo di definirci per differenza quando non per uguaglianza. Okay? Tendenzialmente si cerca di definirsi per uguaglianza, cioè, socialmente parlando noi cerchiamo di assomigliare a ciò che c'è lì, perché è inevitabile che vogliamo essere integrate, fare parte. Però in realtà, un po' avanzando, diciamo no, ma definiamoci per differenza. Però inevitabilmente anche così c'è davanti a noi dell'acqua che pensiamo che sia ciò rispetto a cui dobbiamo esistere, ma non è così. Non è così, perché infatti se andiamo a vedere il potere, io spesso faccio questa domanda nelle sale, adesso vi ho già preparati, ma io vi chiedo chi di voi ha potere? Alzi la mano chi di voi ha potere. Ce n'è una? Ok? 2? 3? 5? Ok. Ah, qualcuno di più perché adesso vi siete un po'. Però è abbastanza un classico che a questa domanda nessuno alza la mano. Poi io domando, alzi la mano chi di voi ha responsabilità? Perfetto. Come mai vi viene da ridere? Perché non si può avere responsabilità se non si ha potere, Quindi la vostra area di responsabilità è la vostra area di potere. E quanto più è ampia la vostra area di responsabilità, tanto più ampio deve essere il potere che sentite di avere. E questa lettura del potere come responsabilità è una lettura squisitamente femminile. Squisitamente femminile. Pensate che bisogno che ne ha il mondo di ritornare a pensare al potere come un'area di responsabilità. Allora, l'ultima cosa su questo tema del potere, perché ci sarebbe da parlarne, è questa. Alessandra parlava di quest'idea del fatto che qualcuno deve sempre vincere, qualcuno deve sempre perdere. In termini economici questa cosa si chiama gioco a somma zero. Gioco a somma zero perché vuol dire che se c'è un +1 ci deve essere un -1, inevitabilmente. E tendenzialmente noi viviamo in questa metafora. Noi sentiamo parlare, ho bisogno di acqua, sentiamo parlare di termini sempre o di guerra o di sport. Cioè nella migliore delle ipotesi, se non è una guerra è uno sport, quindi qualcuno vince. Non so che è successo, scusate. Mi stanno arrivando dei fulmini. No, ma non esiste solo questo. La specie umana ha come istinto molto forte quello della caccia, perché immaginate che noi abbiamo 300.000 anni di storia, quindi il nostro cervello è cablato da questo, cioè dal fatto che noi per 295.000 anni siamo vissuti cacciando. Il gioco a somma zero viene da lì, ok? Il fatto che noi in caso di stress reagiamo attaccando o scappando nasce da lì, dal fatto che siamo cacciatori. Ma riguarda tutti? Eravamo tutti cacciatori? In realtà le funzioni erano divise nella specie umana e c'è un'altra funzione fondamentale alla sopravvivenza della specie umana, fondamentale.
senza cui noi non potremmo sopravvivere, non arriveremmo neanche a cacciare. E qual è quest'altra funzione? Quella del prendersi cura. Non basta riprodursi, bisogna anche prendersene cura, questo va detto anche ai padri, nel senso c'è una funzione che dopo essersi riprodotti, che tendenzialmente lo facciamo insieme, è il prendersi cura. Allora, la cura, gli esseri umani sono in assoluto la specie animale che ha più bisogno di cura, dalla nascita fino alla morte. Siamo gli unici esseri viventi di cui sono stati trovati teschi preistorici di anziani senza denti sopravvissuti. Questo vuol dire che per noi l'istinto di prenderci cura degli altri è così forte che non riguarda solo l'infanzia, riguarda tutto il ciclo di vita. Allora, questo istinto è tanto forte quanto quello della caccia. Infatti, le stesse ricerche che ci dicono che nell'essere umano c'è un istinto fortissimo di attaccare o scappare, quando vanno ad analizzare le donne, scoprono che le donne non hanno l'istinto di attacco, non ce l'abbiamo, né abbiamo l'istinto della fuga, perché noi non possiamo né attaccare né scappare perché ci dobbiamo occupare della prole, e in nessuno dei due casi è possibile farlo, ma il nostro istinto in caso di stress è quello di prenderci cura e creare alleanze, completamente diverso. Ecco perché siamo così stressate quando ci portano nei consigli d'amministrazione e ci chiedono di essere aggressive. Perché noi sappiamo che se scorrerà del sangue, molto probabilmente sarà nostro o dei nostri figli. E noi quel sangue non lo vogliamo vedere a nessun costo. E questa è la ragione per cui serviamo al mondo. Noi serviamo alla specie umana per questo. Perché noi non vogliamo fare la guerra. E dobbiamo seguire questo istinto e cambiare la definizione di potere, non in contrapposizione a quella che c'è, ma per arricchirla, per aggiungere un pezzo in più che fa parte della nostra specie. Ho finito. Grazie. A questo aggiungo che ci sono degli studi che mostrano, e qui c'è dibattito se non altro, si inizia a entrare l'idea che nelle pitture rupestri degli uomini primitivi, dove sono rappresentati tipicamente la donna, no, vicino alla prole, vicino ai bimbi, e poi il papà o comunque la figura maschile, no, che arriva con qualcosa di acuminato in mano, in realtà quello non fosse qualche tipo di arma, ma semplicemente delle piante, il che no, fa rivedere tutto sotto una nuova luce. Non vorrei che suonasse come se io stessi dicendo che le donne devono stare a casa a fare i bambini, Cioè, no, nel senso... È proprio qui ti volevo, perché in realtà noi quando disegniamo i confini, no? Allora intanto disegnare i confini, almeno a me, mi pare di essere organizzata. Finalmente, ruolo 1, ruolo 2, lo spiego ai miei studenti alla lavagna, qui c'è A, concetto B, 2 diagrammi di Venn che studiano anche noi bambini, tutti capiscono. Però poi succede un qualcosa che molto spesso nella vita reale, per esempio studio le imprese di famiglia e business sono rappresentati come due cerchi sovrapposti, quindi c'è un'area che, come dire, li unisce, quindi c'è quest'area di sovrapposizione. E molto spesso quando si parla di aziende di famiglia, il nostro cervello cosa ci dice? Famiglia uguale, emozionalità, amore, vulnerabilità, donna. E quando si parla di business cosa ci mettiamo? Razionalità, risultati, performance. E allora lì ci sono degli studi che parlano proprio della dialettica tra produzione e riproduzione. Nella storia forse prima si dava molto più peso alla riproduzione, la famiglia era al centro della società. Oggi io insegno in un dipartimento di management, non a caso, perché quando si parla di azienda io devo parlare in primis di governance, azienda, modelli di business e così via. Allora, mi ha molto colpito leggendo il tuo libro che tu abbia provato così a fare uno sforzo, un grande sforzo, è lo sforzo di cambiare le parole. Tu dici, cambiare le parole non è facile, ci vuole coraggio, disponibilità al confronto. Usare la maternità come metafora della leadership vuol dire entrare con immagini inaspettate e controverse, squisitamente femminili, in un territorio che da sempre è monopolio della terminologia maschile. E quindi fai entrare attraverso una metafora
la famiglia, se vogliamo, dentro l'azienda, ma non solo. Fai anche un passo in più, e ho notato che l'ha fatto anche qualcuno prima durante l'introduzione, perché quando parli di mariti, tema a noi caro, quante aziende famiglia stanno andando male e rischiando di fallire o di essere imprese faticose, che causano infelicità in chi ci lavora a causa della mancanza di patti parasociali tra fondatori. E quindi mi piacerebbe che tu spendessi 2 parole su questo, sui nostri ruoli, i cappelli che ci dobbiamo mettere, no? Sono una mamma, sono un'imprenditrice, sono una prof, cosa sono? Allora, diciamo che ormai sono tanti anni che ne parliamo, però sono ancora stranamente nuovo, governo dopo governo, generazione dopo generazione. Noi parliamo di conciliazione vita-lavoro e siamo di nuovo, eccoci di nuovo di fronte al tema dell'acqua di prima. Perché quando noi parliamo di conciliazione vita-lavoro, cosa stiamo dando per sottointeso? Cercate sempre il sottointeso. Se dico conciliazione, vuol dire che ci sono 2 elementi, non si può fare niente, 2 elementi che devono fare pace, giusto? Vita e lavoro, e che io devo cercare di conciliare. Allora, cos'è che sto dando per scontato? Che tra questi 2 elementi ci sia un conflitto, no? Quindi vado a cercare dei modi per rappacificarli, perché di base sono in conflitto. E per cosa sono in conflitto? Sono in conflitto per la nostra attenzione, per il nostro tempo. Quindi cosa succede? Che se io lavoro e dedico tutta me stessa al lavoro, sono una torta, tutta la mia torta la do al lavoro. Poi arriva un figlio e quella torta deve già essere divisa per 2. Poi non sia mai che ho anche un'amica, ecco un altro pezzo di torta che se ne va. Poi non sia mai che mi devo occupare dei miei genitori, altro pezzo. E quindi vedete che le fette si fanno sempre più piccole. Siamo dentro un paradigma che è il paradigma del conflitto tra i ruoli. Ci rendiamo conto molto bene che non è sostenibile. Ma non solo non è sostenibile, è uno spreco. Perché è uno spreco? Io ho cominciato a studiare questo tema una decina d'anni fa, quando è successo a me, e mi ero accorta in realtà che diventare madre, sì, era una nuova dimensione, ne ha parlato prima anche il presidente dell'Ordine degli Psicologi, è una dimensione identitaria molto importante quando arriva la maternità, ma non fa un'invasione ostile, un takeover ostile di tutte le altre cose che sei, non fa piazza pulita, arriva e si aggiunge alle cose che sei e anzi comincia a scambiare risorse e competenze con le altre cose che sei. Quindi tu sei già un'amica, sei già una figlia, sei già una sorella, sei già un amico, sei già un manager, un dipendente, e arriva la dimensione della genitorialità, dell'essere madre, e si aggiunge alle altre, ma non va in contrasto. Scientificamente parlando non c'è un contrasto, scientificamente parlando c'è una cosa che si chiama accumulo o arricchimento dei ruoli. Cioè più ruoli cominciano a scambiarsi risorse tra di loro e quindi essere madre mi insegna delle capacità che io posso trasferire al mio essere imprenditrice. Essere imprenditrice, io recentemente l'anno scorso si è ammalato mio padre, nella mia dimensione di figlia ero in grande difficoltà e ho chiamato in aiuto la mia dimensione di manager, ma non mi sono messa a fare la manager di mio padre, ho solo scoperto di avere delle risorse in più che avevo sperimentato nell'ambito imprenditoriale che potevano aiutarmi, venirmi in aiuto a gestire una situazione familiare che per me era difficile. Pensate quanti matrimoni si salverebbero se le persone portassero un po' di managerialità, un po' più di pianificazione, un po' più di collaborazione, un po' più di delega, un po' più di ownership nella famiglia. Lo pensavo col mio ex marito, che era un grande manager, e pensavo magari investisse un po' di più di tutte queste incredibili capacità che ha per far funzionare il matrimonio. Ma è così, eh? Allora, da anni con la mia azienda io faccio questo. È interessante perché abbiamo accumulato dati ormai su 50.000 persone con cui abbiamo lavorato e abbiamo scoperto che in media le persone hanno 5 ruoli ogni giorno. Questa è una media, ok? Quindi se io oggi chiedo a ognuno di voi quante cose è, ve ne vengono in mente almeno 5. Le donne 6. Questa è la famosa marcia in più, esatto. Vabbè. E quindi, e di queste 5 o 6, quanti di questi ruoli sono lavorativi secondo voi? Solo il 23%, ok? Quindi il 27% lavorativi e il 73% sono ruoli non lavorativi. Quante risorse abbiamo in quei ruoli non lavorativi
che potrebbero fare del bene al mondo del lavoro, quante capacità potremmo portare da lì per riportare il cuore nel lavoro, per riportare la passione, per riportare il gusto di quello che facciamo, per cambiare il mondo del lavoro, perché quello, tornando un po' anche alla domanda, questa cosa che diamo per scontata, cioè che debba esserci un lavoro che nonostante occupa solo il 27% della nostra identità, debba occupare comunque il 90% della nostra attenzione e tutto il resto è residuale e chi ce la fa è bravo, non solo sta facendo perdere noi in termini di società e di famiglie, ma sta facendo perdere il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è in crisi nera perché ha perso le persone, ha perso il cuore di ciò che siamo, che per proteggere noi abbiamo lasciato altrove, ma ne ha un bisogno disperato. E quindi scientificamente è possibile portare nel mondo del lavoro delle risorse in più, ma non passandoci più tempo, ma portando di più di quello che siamo. E quante più identità e dimensioni abbiamo, tante più avremo luoghi di ricarica, luoghi di apprendimento e che possono arricchire la società. Questa è la chiamata, non solo alle donne, ma a tutti quelli che hanno molte dimensioni identitarie, e vi dico che sono tutti, perché anche gli uomini raccontano cose meravigliose di quello che scoprono. Abbiamo fatto un convegno un paio d'anni fa su leadership e paternità, chiedendo a degli amministratori delegati in che modo essere padre ha cambiato il vostro modello di leadership. Sono uscite meraviglie. Eppure questa associazione non si fa mai, restiamo nell'idea che la leadership riguardi di più la guerra, riguardi di più lo sport, o comunque paradigmi in cui c'è un gioco a somma zero. E guardate dove stiamo andando con questi paradigmi. Non c'è più tanto tempo per stare qui a chiacchierare. Quello che stiamo facendo oggi è siamo già andati oltre. I nostri figli non hanno voglia di avere figli, non hanno speranza e la responsabilità è nostra. Siamo noi la generazione che può cambiare le cose, non c'è più tanto tempo. Io per questo sono contenta di essere qui, ma non voglio fare sconti. Ognuno di noi in questa stanza può fare le cose in modo diverso e può cambiare la situazione, non solo Micaela che combatte da non so quanti anni. Mi raccomando, perché manca la speranza. Mi fa anche un po' sorridere quando si parla della natalità in Italia, si dice siamo sotto i 400.000, ce la faremo con gli immigrati sì o no? Ma non è questo il tema. Com'è possibile pensare che sia accettabile non voler costruire un futuro? Che sia accettabile non riuscire a immaginare di avere dei figli? Che cosa stiamo costruendo, cosa stiamo lasciando ai nostri figli? Una cosa che mi è successa, e poi ho finito, quando sono diventata madre, e che nessun altro avrebbe potuto mai insegnarmi, è che improvvisamente il tempo si è allungato, è andato oltre il tempo della mia vita. Il mondo non sarebbe più finito con me, a me importava il mondo di dopo di me. Questa è la generatività degli imprenditori, di chi fa progetti visionari, di chi riesce a immaginare di star lavorando per un mondo di quando lui non ci sarà più. E questa è l'unica cosa veramente importante da fare. Tutto il resto non è importante, cioè non dobbiamo neanche perderci tempo. Bypasso una domanda, ma perché hai toccato un tema a me caro, che sono le nuove generazioni, sono i giovani. Io ci lavoro ogni giorno con loro, perché essendo all'università ho questo grande privilegio. Però mi sono accorta che qualcosa di non piccolo è cambiato. Saranno stati 3 anni che si sono fatti di didattica al computer, saranno stati che noi forse li abbiamo cresciuti in un mondo un po' diverso rispetto a quello che hanno preparato per noi i nostri genitori. Anche qui torna il tema dei confini, perché io noto che le nuove generazioni stanno sconfinando anche loro, però forse è uno sconfinamento che in qualche modo consideriamo più accettabile, perché ci stanno dicendo, e io lo vedo in modo molto chiaro, è come se la parte della famiglia, no? Prima vi descrivevo il cerchio della famiglia e il cerchio del lavoro, dell'azienda, è come se quella parte lì di famiglia, no? In realtà, cancelliamo quello del lavoro, perché deve esistere sto lavoro, che voglio di 2 scatole, no? E invece viviamoci la vita. E quindi qui questo work-life balance di cui si parla è molto life-based, un po' meno work-based. E poi, onestamente a me ogni tanto, ma penso che anche qualsiasi genitore, siamo un po' preoccupati di fronte a questo tipo di atteggiamenti che ci dicono
ma la performance non serve a niente, cosa vuoi che serva a lavorare? Col mio accento veneto. No, le aziende fanno fatica a trovare lavoratori, soprattutto giovani. Io l'anno prossimo sarò chiamata a insegnare in un corso che si chiama Talent Management. E allora chiedo a te, Riccarda, se tu fossi in aula o se tu vorresti darmi qualche consiglio, che cosa vuol dire gestire il talento oggi? Che significato ha per le nuove generazioni? Ha qualche legame con l'amore? Allora, torniamo un po' al tema di che cos'è il lavoro. Io ho un po' questa fissazione. Sono fissata che il lavoro è il nostro modo di prenderci cura del mondo. Per cui per me ogni volta che qualcuno non vuole più lavorare è un peccato, perché o altri modi per prendersi cura del mondo, oppure il mondo sta perdendo la sua cura. E questo è importante, perché se i giovani oggi stanno rifiutando, oppure stanno passando a un modello di lavoro molto molto utilitaristico, in cui tanto do, tanto prendo, e quindi stanno togliendo il cuore, tutto questo concetto del lavoro da remoto, del non incontrarsi, del non stare insieme, del non aver bisogno di relazioni, ha a che vedere con questo. Cioè col fatto che si può pensare che il lavoro sia proprio mera produzione. Lì siamo battuti subito dalle macchine, immediatamente. Quanto ci vorrà? Secondo me 2-3 anni, cioè sta accelerando. È tutto lavoro che possono fare le macchine. Qual è il senso degli esseri umani? Siamo qui che discutiamo qual è il senso degli esseri umani, è vero, eh? Cioè nei convegni adesso si parla di questo, come se ci fosse un grande fratello che ci sta portando a fare delle cose che non abbiamo scelto di fare. Quindi il talento. Parolona di quelle che ognuno dà una sua, adesso potrei fare un giro, ognuno dice la sua su che cos'è il talento. Allora, come esseri umani noi abbiamo bisogno di fiorire. Noi abbiamo bisogno di fiorire, abbiamo bisogno di fare cose che ci fanno stare, quando le facciamo stiamo bene perché ci accorgiamo che stiamo facendo quello che ci viene bene. Quello è il talento. Il talento quando c'è non è mai scarso, perché si autoriproduce. Quando fai qualcosa che ti viene bene perché stai esprimendo il tuo talento, ne puoi fare tantissima. Guardate, io per esempio, come quando vi dico la verità io mi riempio di energia, perché questo è un mio talento, io ho bisogno di dire la verità, evidentemente sto trovando la mia strada, poi si cambia nel tempo, no? Però io prendo energia quando faccio quello che sento di dover fare e di voler fare. Questo è talento. Allora, ai giovani stiamo mettendo davanti purtroppo una scelta, nonostante la pandemia, assolutamente dicotomica. Cioè, il lavoro viene visto come mera produzione di qualcosa, si è scollegato dal cuore. Ma non so se è mai stato collegato al cuore, però adesso è più evidente che è scollegato, almeno quando si stava insieme c'erano delle relazioni. Adesso, secondo alcuni dati, ci sono già molte meno persone che dichiarano di trovare degli amici sul lavoro. È possibile lavorare, c'è tutto un dibattito, no? Possiamo lavorare senza incontrarci? Ma sì, ci vediamo online, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Stiamo pensando di poter fare del lavoro un luogo senza relazioni umane. Sta avvenendo molto velocemente, eh? Lo stiamo lasciando succedere e giustamente i giovani guardano e dicono ma sai che c'è? Magari lo faccio, però lo faccio da un'isola, isolato, facendoti solo 1 ora al giorno quello che ti serve. Ma allora chi lo cambia il mondo? Come lo cambiamo il mondo se non con il lavoro, che è la cosa che facciamo di più ogni giorno, dove mettiamo la nostra testa, dove mettiamo, se possibile, anche il nostro cuore? Quindi il talento, secondo me, io non lo so, non lo studio il talento, ci sono passata per caso, ma credo che ci sia molto cuore nell'espressione del talento e dicevamo prima con Alessandra, è stato un privilegio poter mettere la parola cuore sulla copertina di un libro del Sole 24 Ore, anzi la parola amore, su questa copertina c'è la parola cuore e la parola amore, perché il sottotitolo è per una nuova storia d'amore tra persone e lavoro. Io vorrei che le persone e il lavoro tornassero a innamorarsi, ma non perché le persone devono identificarsi col lavoro, ma perché il lavoro deve diventare ciò che le persone sono. La vedete la sottile differenza? In questo momento è come se noi sentissimo che ci dicono devi diventare il tuo lavoro, ma non è così. In realtà noi potremmo fare il contrario, trasformare il lavoro in noi. Come diventerebbe un lavoro che diventa quello che noi siamo realmente? Che riflette quello che sentiamo di essere, quello che scopriamo di noi stessi, tutto quello che accettiamo di essere, non solo quel pezzetto. Il libro inizia con Lady Hawk. Avete presente? Vi ricordate Lady Hawk, il film? Qui andiamo di generazioni.
Ok, le donne se lo ricordano tutti, c'era Michelle Pfeiffer, quindi se lo ricordano anche gli uomini. È un film dell'82. Cosa succede in Lady Hawk? Che questi due innamorati, lei di giorno è un falco, lui di notte è un lupo, e quindi non si incontrano mai. Noi col lavoro stiamo facendo la stessa cosa. Ogni giorno ci svegliamo e ci trasformiamo nell'animale lavorativo, destinato a non incontrare mai gli altri, perché portiamo sul lavoro solo quel pezzetto che ci sembra più sicuro portare, che ci sembra più facile, che semplifica, ma noi siamo complessi e la complessità è la nostra bellezza. E quindi se ci sentissimo autorizzati, se ci autorizzassimo tutti a portare sul lavoro tutto quello che stiamo, vi assicuro che anche i giovani arriverebbero con gioia a portare tutte le altre cose che vogliono essere. Ma i giovani sono il futuro, i giovani sono il presente, noi siamo il futuro e noi siamo il presente. Io mi arrabbio sempre molto quando diciamo ai giovani: voi siete il futuro, voi salverete il mondo. Ma no, ma ci siamo noi adesso, dobbiamo salvarglielo un pochino noi il mondo, farglielo vedere un po' diverso, no? Loro sono il presente, per loro il futuro non esiste, per i giovani il futuro non è. Ogni volta che gli si parla di futuro gli si spegne il cervello, perché i giovani vivono nel presente, vogliono vedere che presente c'è adesso. Quindi Lady Hawk è un riferimento, quindi comprerete il libro anche solo per leggere di che si parla di Lady Hawk. E il sacerdote a un certo punto dice, anzi lui o lei dice al sacerdote: dobbiamo vivere, padre, da esseri umani. Ragazzi, gli esseri umani sono una cosa meravigliosa. Quello che abbiamo, non abbiamo bisogno di essere formati, che ci spieghino nulla. Noi abbiamo una meraviglia dentro, ma dove la stiamo mettendo? A me è questo che mi fa impazzire. La gioia, la forza che ti dà amare, la motivazione che hai. Che cosa dà senso alla nostra vita? Lo stipendio a fine mese o la quantità di soldi che lasceremo in eredità? Oppure quello che viviamo ogni giorno, l'amore, la gioia che riusciamo a dare, la prospettiva, la speranza? A chi stiamo obbedendo in questo momento? Io non riesco più a capirlo, è come se avessi... Poi me lo spiegate voi dopo con un bicchiere di vino. Mi porto in aula con il registratore a farlo sentire ai ragazzi, Qui non hanno applaudito perché sono stata troppo... No. Poi, sempre parlando gli ultimi 2 punti, spero di essere... Forse non solo perché sono le 8, sì. Ultima, perché poi mi allungo troppo. Allora, mi piacerebbe così, sempre riflettere sui confini. E tante volte c'è questa tendenza di, in realtà, lasciamo pure i 2 cerchi, ma adesso cancelliamoli. Non c'è più la differenza. Per esempio, noi quando durante questi incontri si è parlato di donne nel mondo del lavoro, leadership al femminile, con tutta una lista di fenomeni che ormai conosciamo, che vanno... Forse la violenza finanziaria è l'espressione più cruenta, no? Che ha a che fare proprio con il far male o uccidere delle persone. Però, come dire, si esprime nella fatica delle donne ad arrivare alle posizioni apicali, il mancato riconoscimento dei meriti sul lavoro, gender gap, gender pay gap, e qui tutta una lista, no, di glass ceiling, mobbing e così via. E poi ci sono delle soluzioni, le quote rosa, l'empowerment e così via. Adesso c'è una nuova moda. Io ho visto un nostro laureato che pubblica, lui veramente molto convinto di questo, un post sull'importanza di fare la blind review. Cioè lui dice, la blind recruitment, scusate, vuol dire: quando mi mandate il CV per venire a lavorare nella mia azienda, togliete tutti i vostri dati identificativi. In questo modo io non conosco il vostro nome, non conosco la data di nascita, non so dove abitate, però guardo solo le vostre strettamente competenze, quello che avete fatto. Perché? Perché i ragazzi, quando io chiedo loro datemi una soluzione a questi problemi, c'è sempre il bonus del momento, la meritocrazia, e io gli dico: non passi l'esame. Ma perché? Io sono una di quelle che invece nel CV ha scritto: sono mamma di Miriam e Samuele, ma io pensavo di fare una cosa normale, perché mi era chiaro che, come dire, forse delle pubblicazioni ne avevo numericamente un po' meno, però forse se le vanno a leggere capiscono che c'è un elemento creativo diverso. Secondo te, scrivere sono una mamma, questo processo di blind review, cosa ne pensi? Allora, sarò breve. No. Ho pensato una cosa. Allora, voi che ne pensate? Blind review.
C'è il tema dell'inclusione, che era la parola che stavo aspettando e che tu non hai detto, per questo sono rimasta un attimo. Si parla di inclusione e torniamo al concetto iniziale. Se parliamo di inclusione, di quale acqua stiamo parlando? Cioè qual è il termine di riferimento? Inclusione vuol dire chiudere dentro, questa è proprio l'etimologia della parola. Vuol dire che c'è un universo dato e questo universo si può aprire a far entrare qualcosa di nuovo e poi richiudere. Spero di aver fatto il punto sul fatto che non è questo che ci serve adesso. Non ci serve più forza lavoro che vada a rafforzare ciò che c'è. Ci serve rottura. Ci serve una grande rottura e i primi che devono essere disponibili a questa rottura sono gli uomini, perché sono quelli più minacciati da questa rottura. Perché è naturale, è istintivo che se c'è qualcosa che ti corrisponde, in cui ti riconosci e viene messo a rischio, tu istintivamente lo proteggi. Quindi perché la meritocrazia non funziona? Perché noi siamo istintivamente portati a cercare ciò che ci somiglia, ciò che ci fa sentire al sicuro. Donne e uomini, istintivamente facciamo questo. Per questo la diversità è così difficile, perché noi andiamo cercando qualcosa che non cambi troppo quello che c'è. Cambiare è difficilissimo, rompere è difficilissimo per uomini e per donne, perché vuol dire fare fatica. Il cervello umano non vuole fare fatica, perché deve tenere sempre da parte le energie che servono in caso di emergenza. Ed è per questo che gli schemi tendono a riprodursi sempre uguali. È per questo che è difficile cambiare le cose. Allora, cosa serve perché non si parli più di meritocrazia? Il tema della meritocrazia fa un po' ridere, perché tu dici, ma allora se c'è la meritocrazia vuol dire semplicemente che gli uomini sono più bravi delle donne. Numericamente è così, statisticamente è così. La verità è quello che ci stiamo dicendo. In quella partita lì è così. In quella partita lì, in quello sport lì, con quelle regole lì, giocano meglio gli uomini e noi se ci vogliamo giocare facciamo una gran fatica e quando ci arriviamo siamo incazzate nere, siamo stressatissime, grazie che poi non riusciamo a fare le alleanze tra di noi, siamo troppo occupate a essere trasformate, no? Quindi ovvio, è uno sport che è fatto in quel modo lì ed è giusto che sia così. Io quello che voglio dire è che qui non si tratta di andare contro quello che c'è, ma di arricchirlo, di aggiungere un pezzo. Qual è il grande problema di aggiungere quel pezzo? E casomai poi chiedete a Alessandra di mostrarvi un libro. È che le donne in questo momento ancora non lo sanno chi sono. Noi sappiamo chi siamo, istintivamente lo sentiamo che cosa ci fa stare bene, istintivamente lo sappiamo che cosa cerchiamo, in cosa ci identifichiamo, però siamo anche molto occupate ad assomigliare a quello che c'è, a star dentro la società, perché noi non vogliamo star fuori dalla società. Se ci dicono che quelle sono le regole, proviamo a rispettare quelle regole, non è che le vogliamo rompere. Il tema oggi è che c'è bisogno di romperle, ma non per le donne. C'è bisogno di rompere le regole e arricchire il quadro, perché ce n'è bisogno per tutti. Perché non ce la fa più il mondo andare avanti con solo metà del talento a disposizione. Ha bisogno dell'altra metà e ha bisogno di un talento che rompa. Ma bisogna veramente aver voglia di rompere, perché rompere è difficile, perché rompere vuol dire fare spazio, perché vuol dire cedere posizioni, vuol dire accettare errori nuovi, vuol dire usare metriche completamente diverse. Vuol dire, ma sia per le donne che per gli uomini questo è difficile, Cioè abbiamo bisogno di trovare dei riferimenti, ed esistono dei riferimenti. Sapete che esistono dei matriarcati cosiddetti, ma non devono far paura. Nei matriarcati storicamente non c'erano le armi. Si venerava la nascita invece della morte. Hanno delle caratteristiche chiare che possono sicuramente arricchire la società. Però ci deve essere la motivazione a farlo. Dobbiamo essere proprio sicuri che lo vogliamo fare, perché altrimenti stiamo anche bene così. Cioè, altrimenti perché fare tutta questa fatica? Per cambiare poco poco poco? Io non sono d'accordo più col cambiare poco poco, perché le cose che cambiano poco poco rendono sostenibile ciò che non è tollerabile. I piccoli rimedi a monte legittimano i grandi problemi, anzi, i piccoli rimedi a valle legittimano i grandi problemi a monte, li legittimano. Deve saltare la situazione, non dobbiamo più includere, dobbiamo aprire, dobbiamo mettere in discussione, dobbiamo dire cose scomode, dobbiamo dircele se le pensiamo, altrimenti non ce la facciamo. Noi non lo vediamo, il cambiamento, lo vogliamo vedere, lo volete vedere voi il cambiamento? Alzi la mano chi lo vuole vedere. Volete farlo succedere voi il cambiamento? E allora c'è da fare. Però ce l'abbiamo la possibilità, abbiamo tutto quello che serve per farlo, dobbiamo solo essere sicuri di volerlo, perché è molto scomodo da fare, ma secondo me ne vale la pena. E basta perché è tardissimo, grazie.
Grazie assolutamente per questa ventata, non so se dire di ottimismo, però una ventata di realtà, ok? Non è proprio ottimismo, ma realtà, e noi siamo pronte perché sennò facciamo le brave in questo senso, siamo coraggiose. Allora, come dici tu è tardi ma andiamo veloci, dovrebbe partire un video, vediamo se riesco a farlo funzionare. Sì. Questo è stato un breve riassunto di quello con un po' di foto che è stato Fate le brave. Allora, volevo chiamare Roberta Sgreva, che è stata il nostro responsabile tecnico. Vediamo se abbiamo. Vi diamo solo qualche numero che poi vediamo. Sono stati 8 incontri gratuiti, 22 professionisti e professioniste, 1346 partecipanti in presenza e da remoto perché abbiamo fatto lo streaming di tutti gli eventi. 4 patrocini delle istituzioni, 9 partner, 2 incontri nazionali a Roma e a Taranto. Roma l'ho dovuto fare online perché mi sono beccata il Covid nel momento dovevo scendere, e a Taranto la nostra Federica Sandi, che vedremo tra pochissimo, è andata a raccontare appunto al Lions Club, alle BCC e tra l'altro a Banca d'Italia Feduf, che cos'è Fate le brave, proprio recentemente. Abbiamo fatto 2 incontri a scuola a Padova e a Venezia, c'erano anche delle immagini, 10 incontri regionali in presenza online e numerosi inviti a presenziare come Fate le brave, tra l'altro anche in Fiera a Padova ultimamente e appunto anche in un incontro dove sono stati Francesca Gislon e proprio Roberta. Queste sono le nostre relatrici e relatori ai quali va un grandissimo applauso. Le avete viste e viste nelle foto, sottolineo, tutti gratuitamente a disposizione, hanno studiato tutto, hanno raccontato, hanno fatto veramente tutto. Un grazie di cuore, dopo ti passo la parola perché dobbiamo mettere anche le cose, va a Camera di Commercio, Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova. Mi sa che sono andata troppo avanti, ma adesso ti do la parola lo stesso e mi fermo qui perché c'è il tuo video e ti passo la parola. Sì. C'è la mia presentazione. Allora, buonasera a tutti, sono Roberta Sgreva, sono consulente finanziario e sono particolarmente emozionata di essere qui questa sera a conclusione di un progetto meraviglioso, ma direi l'inizio di un grande progetto meraviglioso. Allora, io ho la fortuna di abitare vicino a Micaela Faggiani e quindi a significare che il fattore C di casualità ha un peso nella vita e nei progetti, no? Allora, io e Micaela ci incontriamo nelle scale e è vero. E allora io ho condiviso con lei un concetto. Io ho 36 anni che mi occupo di consulenza finanziaria e ho sempre osservato una cosa. 9 volte su 10 io parlo con famiglie, entro nelle imprese, gestisco il patrimonio. 9 volte su 10 io parlo con la figura maschile della famiglia di fatto, coppie, parlo con l'elemento maschile. E non sto parlando di donne che non hanno un lavoro, non sto parlando di donne magari che hanno rinunciato al lavoro per n motivi o donne che non sono economicamente autosufficienti. Parlo anche di professioniste che non si occupano delle proprie finanze, perché lavoro e finanza non è la stessa cosa. Il fatto di essere autonome
dal punto di vista professionale, non significa esserlo anche dal punto di vista finanziario. La differenza è sottile, ma non è così. Non è la stessa cosa, perché le donne tendono a non occuparsi delle proprie finanze. E è chiaro che ci sono anche casi in cui hanno rinunciato al lavoro purtroppo e vengono messi in un angolo, però spesso devo dire con dolore che c'è proprio, come dire, viene considerato le proprie finanze, viene considerato un'incombenza quasi come andare dai professori dei figli oppure andare e realizzarsi professionalmente. Invece è una cosa indispensabile. Perché? Perché succede questo. Quando si delega la gestione delle proprie finanze, non si conosce, o viceversa, quando non si conosce si delega. E quando si delega si dipende da qualcuno, anche se si è autonomi dal punto di vista professionale, ma non lo si è dal punto di vista finanziario. Non si ha in mano la propria autonomia, che è diverso dal guadagnare, è l'avere in mano la propria autonomia. Peccato che la vita poi ci metta di fronte, a volte in maniera inaspettata, ad eventi che magari improvvisi, inaspettati, per n motivi. E quando non si è autonomi non si può scegliere, perché è inutile. Qualsiasi scelta nella vita, qualsiasi, dalla più piccola alla più grande, dal bere il caffè o no, dal avviare un'attività, dal poter far studiare i propri figli in un'università prestigiosa, n scelte dalla più piccola alla più grande dipendono dall'autonomia economica di poterle fare, dalla sostenibilità economica delle scelte. E quindi con Micaela abbiamo condiviso questo progetto, ma perché non facciamo un progetto di educazione finanziaria rivolta alle donne, proprio perché non si trovino in situazioni di non avere la facoltà di scegliere e magari di non riuscire a sfuggire a certe situazioni viziate, no? Perché occuparsi delle proprie finanze non significa occuparsi di numeri, perché c'è un po' questa distorsione, no? Questi grafici, numeri, queste cose odiose. No, significa prendersi cura di sé. Esattamente come si fa con la propria salute, avere in mano la propria salute, no? Noi ci curiamo, vogliamo avere un bell'aspetto, vogliamo essere sani, non ci sogniamo di delegare qualcuno a mandare dal medico, perché sappiamo che le scelte sbagliate ricadono su di noi dal punto di vista della salute. È la stessa cosa dal punto di vista finanziario. Dobbiamo avere in mano la nostra situazione. E quindi abbiamo creato questo progetto di educazione, che parlare di finanza poi è una cosa enorme, perché i temi sono tantissimi, le situazioni nella vita che si possono verificare, in cui io devo essere consapevole, sono tantissime. E quindi abbiamo creato questo percorso che tra l'altro si inserisce in un paese dove solo il 30% possiede un'adeguata cultura finanziaria, non è solo un tema femminile, è un po', come dire, culturale. L'italiano è un gran risparmiatore, ma è un cattivo investitore. Okay? Risparmia e accumula, ma non lo sa neanche lui bene cosa deve fare. E quindi abbiamo creato un progetto pazzesco. Pensate alla difficoltà di mettere insieme 23 relatrici, perché adesso sto parlando io, ma parlo in realtà in rappresentanza di tutte le altre, semplicemente perché mi occupo di finanze, ma abbiamo messo avvocati, abbiamo messo commercialiste, psicologhe, perché abbiamo sviscerato tutti gli argomenti da tutti i punti di vista. E l'abbiamo fatto con delle difficoltà non da poco, perché abitiamo in posti diversi, non ci conoscevamo, facevamo delle riunioni Zoom dove condividevamo riunione per riunione tutti i temi. Devo dire che siamo state brave, siamo state proprio brave. E lo abbiamo fatto seguendo una logica, cioè tutte le fasi del patrimonio. Abbiamo cercato di creare un ciclo con una sua logica e conseguenzialità, partendo dall'importanza della consapevolezza, cioè di prendere informazioni, di riappropriarci della nostra autonomia, parlando di come si fanno dei progetti finanziari, come si parte a fare dei risparmi, che cosa dobbiamo guardare quando vogliamo partire a fare dei progetti, come proteggere il patrimonio dalle aggressioni di terzi, un temone, come avviare una propria attività, non sovraindebitarsi. Il passaggio generazionale, sono tutti temi che da soli meriterebbero degli approfondimenti enormi. La previdenza complementare, cioè abbiamo creato proprio un ciclo, proprio per
permettere chi lo seguiva di avere la consapevolezza di che cosa significa avere l'autonomia finanziaria, sapere come essere autonome. Quindi io ringrazio veramente il Cantiere delle Donne, ringrazio tutte le relatrici, perché ho trovato veramente delle donne intelligenti, capaci, collaborative, e questa è una cosa veramente rara. Grazie. Grazie Roberta, e un grazie va a tutte le relatrici che alzate la mano, quelle che ci sono, perché non tutte potevano esserci. Ecco, ce ne sono un po' in giro, eccole là, per la stanza. Io continuo con i ringraziamenti, appunto, le nostre istituzioni. Ringraziamo Despar e voglio chiamare Giovanni Italiana per un saluto, assolutamente responsabile delle relazioni esterne di Aspiag Nord-Est, perché ho detto a Giovanni, abbiamo questa cosa, lui mi ha detto sì, noi ci siamo, vi aiutiamo, eravamo in ritardo, eravamo di corsa, ma loro c'erano. Devo dire buonasera a tutti, che mi tocca confermarti che ci saremo anche, perché questi sono argomenti molto importanti. Voi dovete sapere che noi come Aspiag Despar abbiamo 9.000, siamo in 9.000 persone, oltre 6.000 sono donne. Io lavoro in un gruppo formato da 15 persone e 11 sono donne. Ho 2 figlie femmine, quindi diciamo che ho 2 sorelle, quindi diciamo che sono cresciuta anch'io in un ambito femminile. Vi volevo solo dire una cosa, sarò molto veloce. Un evento che mi è capitato neanche 15 giorni fa da parte di una collega che è venuta da me in ufficio, mi ha detto Giovanni ti devo parlare, dimmi Francesca, sono incinta, e si è messa a piangere. Io le ho detto Francesca, è una ragazza di 28 anni, questo per farvi capire nel 2023 ancora cosa stiamo vivendo. Io le ho detto Francesca, ma cosa stai piangendo? Bisogna festeggiare, ho chiamato tutti quanti, ho chiamato gli amministratori delegati, abbiamo fatto festa. Lei ha pianto ancora di più perché ha detto non mi aspettavo un'attenzione del genere, e questo ci deve far ragionare a noi come uomini, come imprenditori, dove ancora oggi una ragazza di 28 anni ha paura, una ragazza laureata con i massimi dei voti, che lavora già ormai da 3 anni, ha paura a dire al suo datore di lavoro che è incinta. E quindi nel 2023 io consiglio solo, noi ci saremmo sempre se iniziamo a fare anche cultura nei giovani, si è già detto, perché c'è bisogno di fare cultura ai giovani e agli uomini. Grazie a te. Grazie assolutamente per il sostegno. E appunto volevo chiamare qui Andrea Balbo di Sfera Holding, direttore commerciale di Sfera Holding Trend Comunicazione, perché probabilmente avrete sentito alla radio, a Radio Padova e Easy Network, appunto anche la pubblicità di Fate le Brave, perché appunto loro si sono messi a disposizione, ci hanno creduto e ci hanno aiutato. Grazie. Michela, quando sei venuta a presentarci il progetto abbiamo detto complimenti, bellissimo, e complimenti per quello che state facendo e portando avanti. Siamo felici e onorati di aver potuto contribuire con il nostro mezzo, diciamo, mediatico, quindi la radio in particolare. Radio Padova è stata la radio che ha, diciamo, contribuito a sostenere l'iniziativa, ma anche poi con Company, con Radio 80, con Easy Network abbiamo partecipato attivamente, diciamo, mettendo degli spot e seguendo tutto il percorso. Avete detto veramente delle cose che mi hanno emozionato, che trasmetterò anche a mia moglie e mia figlia, e grazie ancora e complimenti a tutti per il progetto. Grazie a voi, perché ovunque, cioè chiunque di voi ci ha aiutato in questo percorso. Ringraziamo il Mattino di Padova, è appena andata via Daniela Gregnanin che scriverà un pezzo appunto su questa bella serata. Ringraziamo Media Nord-Est che farà un pezzo, ne ha fatto uno proprio ieri se non sbaglio. Ringraziamo di cuore il Golf La Montecchia perché appunto ha creduto e ci ha aperto subito le porte, l'Hotel Europa e poi la Tavola Fiorita, perché tutti questi fiori che vedete c'è anche, se non sbaglio, eccoti qua, vieni che così almeno ti facciamo un ringraziamento, perché lei ci ha abbellito la sala e veramente con passione, assolutamente. La Tavola Fiorita, grazie davvero, davvero di cuore.
La Mondadori, perché ci ha messo a disposizione i libri di Riccarda che poi appunto potete acquistare. Spilotros, che sono delle nostre amiche da sempre nel cantiere, le avete viste, che ci hanno prestato questa sera delle belle collane che fanno loro, che sono veramente belle. Noi spesso del cantiere ci facciamo i regalini a vicenda con le loro collane, le hanno prestate anche ad Alessandra, a Riccarda e a tutte noi. Verisur, Massimo Pagliani, che non vedo dov'è, eccolo qui, che è appunto uno dei nostri partner della serata, so che avete ricevuto la brochure e c'è anche un 50% di sconto per i presenti sui prodotti Verisur e se volete poi Massimo a disposizione. Detto questo, naturalmente il cuore è con l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Chiamo qui quindi Federica, Sandi e Fortunata Pizzoferro, eccole qua. Federica è segretario e consigliere dell'Ordine delle Psicologi e le Psicologhe del Veneto e Fortunata è vicepresidente dell'Ordine. Perché ho voluto far parlare loro? Intanto perché appunto dopo Luca era giusto che ci fossero appunto anche loro, perché loro stesse sono state le due relatrici in varie occasioni dei nostri incontri, ma perché appunto abbiamo anche un futuro davanti, l'ha detto anche Giovanni, quindi c'è tanto futuro. Buonasera a tutti. Tante cose sono ancora da fare, ce le siamo dette prima con le nostre relatrici. Dobbiamo avere coraggio, e coraggio ne abbiamo avuto tanto, siamo state molto coraggiose a fare una rete come questa, perché potenzialmente poteva essere una bomba. Cioè, abbiamo messo insieme realtà, professionisti diversi, da provenienze diverse e con magari obiettivi un po' diversi su questo tema, quindi era un rischio. Però è uscita bene, siamo state proprio brave e coraggiose e continueremo ad esserlo. Allora, come ordine, l'ha detto anche il Presidente, noi sosteniamo tutte quelle azioni politiche che possono andare verso la parità di genere concreta e quindi ci saremo sempre come ordine e faremo altri progetti e altre attività sicuramente. Ma come ormai siamo state adottate dal cantiere, oltre che siamo diventate a parte attiva, stiamo pensando ad altre cose da portare il cantiere in altri luoghi, con i ragazzini, con i bambini, e altre esperienze sono state fatte, ma noi lo faremo a nostro modo, quindi portando quel plus di far vedere come le professioni possono interagire tra loro, così i ragazzini possono imparare da subito ogni professione cosa fa e loro dove potrebbero spendere i loro talenti, abbiamo detto prima, quindi importante. E la seconda cosa, idea di Fortunata però questa, che è quello di portarlo nelle aziende, perché anche nelle aziende c'è bisogno di parlare di parità di genere. Purtroppo nelle aziende c'è tanta violenza di genere e viene data per scontata a volte, nelle piccole e nelle grandi aziende. Quindi aspettiamo persone lungimiranti, organizzazioni lungimiranti che ci accolgano per cominciare questo progetto e pian piano speriamo che si diffonda sempre di più. C'è bisogno di cominciare da qualche parte, essere coraggiosi, essere le prime a fare delle cose. Passo la parola a te. Io sarò brevissima perché c'è la chef lì che ci aspetta da un pochino di tempo, quindi non vorrei... e so che avete tutti fame e sono state dette tantissime cose, volevo aggiungere solo che una frase che mi è risuonata tantissimo di Riccardo Zezza quando ha detto il lavoro è il nostro modo di prenderci cura del mondo e noi come ordine delle psicologhe e degli psicologi abbiamo come missione di prenderci cura delle persone, ma in questo progetto abbiamo anche trovato la forza della rete insieme a tante professioniste, ma anche a tanti professionisti, anche gli uomini che sono venuti a questo incontro. Abbiamo visto quanto è necessario mettere insieme la testa, il cuore, fare rete, perché noi vogliamo portare questo cambiamento nel mondo, ma lo vogliamo portare insieme. Allora, prima di lasciarci volevo... Aspettate, sì vai. Perché... Scusate, prima di lasciarci... Lo dirai, ma noi lo diciamo prima ancora, a nome di tutte quanti noi, del cantiere e del direttivo, vi chiederei un applauso, ma proprio potente, alla Micaela Faggiani, perché senza di lei nulla di tutto ciò, non così, non con la tua energia. Lei non voleva che lo facessimo, però lei è il cuore forte del cantiere. Grazie, io mi imbarazzo perché sono sempre sul palco, ma mi imbarazzo, non mi piace.
No, invece io devo dire anche un grazie a tutte le ragazze, le mie tirocinanti, le nostre tirocinanti, perché stagiste non ci piace, che sono Angela, Annalisa e Maria, che in questo periodo hanno fatto veramente tantissimo per tutte noi, si sono messe a disposizione tutto quello che vedete sui social, le newsletter, insomma veramente hanno preso a cuore, visto che cuore ormai è il tema della serata, il cantiere delle donne, e ci hanno aiutato. Solo 2 cose, siccome il cantiere non si ferma, noi abbiamo poche cose ormai in programma perché poi ci riposeremo un po' anche noi. Il 15 faremo un aperitivo al Wimbledon, che per chi non lo conoscesse è un nuovo locale che hanno aperto al Tennis 2000, Nuoto 2000, Tennis 2000, e noi facciamo sempre un aperitivo di rete ogni mese. Lo faremo in questo caso per Teresa, non so se avete sentito, quella ragazzina di 12 anni che ha un sarcoma raro, in questo momento negli Stati Uniti, ha bisogno di molte cure e ovviamente servono moltissimi soldi. Noi facciamo sempre un aperitivo e facciamo pagare 7 euro, in questo caso lo faremo pagare 10, 3 euro andranno a Teresa. Quindi se volete l'appuntamento è alle 18:30 alla Wimbledon, ma vi arriverà. E poi chiudiamo in bellezza con una gita in barca. Il 5 di luglio navighiamo nei canali di Padova, ci sono solo 40 posti, vi arriverà comunicazione su tutto, insomma, però abbiamo deciso di fare questa cosa grazie a Maria Grazia, che è da qualche parte, quella lì, che è un'altra delle donne che si è unita in cantiere, ha detto ma facciamo, anche lei è una potenza, e facciamo, corriamo, organizziamo, e quindi siamo qui e abbiamo deciso di fare questo. Un grazie di cuore va all'Auditorium Chamber Orchestra, che adesso ascolteremo appunto durante la nostra pericena, che sono veramente dei ragazzi bravissimi, come avete visto sono giovanissimi, fanno il conservatorio, li abbiamo conosciuti a casa di Elena Bulatova, che è appunto una nostra amica. Abbiamo organizzato 2 eventi in una bellissima location che è lo Studiolo, che è a Strada Battaglia, dove abbiamo fatto 2 eventi molto particolari. C'è anche il dottor Clemente Zorzetto, che era uno dei relatori dei nostri incontri. Abbiamo parlato di bellezza, i limiti della bellezza anche psicologica, tra l'altro con Fortunata. E questo appunto è il nostro cantiere, qui ci si può associare, sono 10 euro all'anno per sostenere le nostre attività. Se volete noi ci siamo e basta. Questo è davvero tutto, grazie, e ci spostiamo poi di là. C'è il libro, ovviamente, se volete acquistare il libro di Riccarda, e come ha detto Riccarda adesso c'è un buon bicchiere di vino e c'è la musica dell'Auditorium. Grazie a tutti.